Allora, benvenuti a questa. Non abbiamo fatto un conto preciso di quale edizione del premio Getty questa sia, perché è cominciato certamente nel 1999, ma l'abbiamo bandito, ma non lo abbiamo assegnato 4-5 volte, perché sostanzialmente questa è una questione ideologica per noi. Se le domande, le applicazioni, i suggerimenti, se sono pochi, per principio non è una buona scelta, non si fa un buon servizio alla reputazione del premio, naturalmente. Il quale premio molto importante, fra l'altro abbiamo presenti anche past vincitori. Quindi la cerimonia oggi, come non è un segreto per nessuno, diamo a Stefano Lanzoni il premio Getty con molta convinzione. Allora quello che faccio io, il mio compito è breve, cioè vi leggo sostanzialmente le motivazioni che la commissione, che era composta dal professor Luigi Del Paus, dal professor Marco Marani e da me, e che ha deciso insomma in questo senso. Alcuni caratteri sono significativi. Chiederò poi al professor Del Paus di parlare di Augusto Getty. Mi pare che sia giusto, è una cosa che dobbiamo non solo alla famiglia ma a noi stessi, perché Augusto Getty ha significato tanto per questo istituto e tanto per Venezia, come vi accorgerete da quello che dirà Luigi Del Paus, se non lo sapete già. E dopo è una specie di piccola sorpresa, però il professor Giovanni Seminara è collegato da Genova e a questi chiedo una specie di sua laudatio personale, quello che vorrà fare per Stefano Lanzoni, e per due buone ragioni. La prima è che Giovanni è stato il tutore del dottorato di ricerca di Stefano, e la seconda è che lo ha nominato per questo premio. Spero che la somma delle due circostanze rendano questa circostanza in qualche maniera ineludibile. Dopo, quando sarà il momento, poi alla fine chiudiamo con un saluto e alcune formalità per il professor Lanzoni, incluso il premio medesimo. Allora, rapidamente, nel ringraziarvi ancora di essere così numerosi, volevo leggervi la motivazione con cui la Commissione, cioè noi tre, si è risoluta ad assegnare a Stefano Lanzoni il premio Getty del 2025, per aver fatto luce su base teorico-sperimentale su processi fondamentali nel determinare l'evoluzione dell'ambiente lagunare e nell'ambito che riunisce ecologia, morfologia, trasporto di sedimenti e idrodinamica. La Commissione ha proposto all'unanimità che il premio Getty per il 2025 venga conferito dal professor Stefano Lanzoni, e questa è stata portata al Consiglio di Presidenza e che l'ha approvato senza esitazione. Quindi, nel congratularmi ancora una volta, immagino a nome di tutti, a Stefano Lanzoni, darei la parola a Gigi Dal Paus. Buonasera a tutti. Parlare della figura del professor Getty e dei suoi contributi non è per me facile, per molti motivi. Si corre il rischio di essere inadeguati e spero che voi possiate in qualche modo capire se capiterà questo fatto. Io ho avuto la fortuna di essere stato allievo del professor Getty e poi di aver collaborato a lungo con lui, alimentandomi del suo sapere, che era un sapere esteso, vasto, non riservato ai soli problemi della sua cattedra nell'Università di Padova. È stato un maestro dell'idraulica che ha saputo essere scienziato, ingegnere e umanista nello stesso tempo, oltre che un profondo innovatore dell'insegnamento dell'idraulica nelle università italiane, avendo saputo produrre una magistrale fusione fra vecchie e nuove conoscenze. Si deve a lui il fatto che agli allievi, almeno a quelli padovani, fin dal lontano 1954, quando andò in cattedra, fossero trasmesse le conoscenze della grande scuola della meccanica dei fluidi, che fu di Prandtl. Io credo che questo sia stato un
contributo rilevantissimo, poi penso seguito anche dalle altre università italiane, ma sicuramente coltivato in modo particolare a Padova, anche perché a Padova il professor Ghetti introdusse un nuovo insegnamento che allora si chiamava idromeccanica applicata e poi idrodinamica, in cui venivano illustrati agli allievi i risultati delle più recenti ricerche consolidate nel campo dell'idraulica, utili anche alla professione e non solo interessanti dal punto di vista scientifico. Considerato il tema di questo incontro, mi limiterò a ricordare il suo contributo agli studi sul comportamento idraulico e idrodinamico dei bacini a marea, con particolare riferimento alla laguna di Venezia, alla conoscenza dei problemi della laguna di Venezia. Il professor Ghetti seppe dare un contributo sia teorico sia sperimentale fondamentale e ancora attuale, a mio parere. Un contributo che ha aperto la strada all'approfondimento delle conoscenze sul comportamento della laguna. Chiamato dopo l'Acqua Granda del novembre 1966 a far parte della commissione interministeriale per la difesa di Venezia e della sua laguna dalle acque alte, il professor Ghetti ebbe, secondo me, un grande merito. Non considerò mai questo incarico solo come un'occasione personale, ma da vero maestro trasformò questo incarico fin da subito in un'opportunità corale per tutti i ricercatori dell'Istituto di Idraulica dell'Università di Padova, da lui allora guidato. Mi limito, sono tanti i contributi che Ghetti ha dato a questo problema, mi limito qui a ricordare solo l'implementazione da lui promossa di una modellistica matematica via via raffinata sul comportamento delle correnti di marea all'interno della laguna, supportata sempre, perché questo era un aspetto veramente fondamentale dell'insegnamento del professor Ghetti, dai riscontri sperimentali. La modellistica serviva, era una novità per quegli anni, ma aveva valore solo se i risultati che si ottenevano erano confermati dall'osservazione sperimentale. Ricordo quanto mi disse una volta: è inutile complicare i modelli vanno complicati se danno un effettivo contributo alle conoscenze e alle applicazioni pratiche. Ed è vero che è così, insomma, se no diventano una bella costruzione di pensiero. E poi l'altro contributo rilevante che ha dato e che non è stato mai più ripetuto, purtroppo, nonostante i tanti fondi dati a queste attività, fu la preparazione e l'esecuzione di una campagna di misura per verificare sperimentalmente quanto accadeva nella laguna centrale, sia in termini di livello che si stabilivano durante la propagazione delle onde di marea, sia per quanto riguarda la distribuzione delle velocità, che in quegli anni, sto parlando dei primi anni 70, era stata sconvolta dalla realizzazione del famoso e vituperato canale Malamocco-Marghera. Io credo che l'aver coinvolto i più giovani ricercatori dell'istituto in queste grandi attività in cui lui era stato chiamato ad affrontare sia stato un grande merito, e è stato anche
il motivo per cui attorno a lui molti dei più giovani ricercatori si collocavano. Poi gli anni passano e purtroppo anche nelle faccende veneziane, con l'avvento del Consorzio Venezia Nuova, diciamo la verità, il professor Ghetti e l'Istituto di Idraulica dell'Università di Padova cadde nell'oblio, nonostante i risultati ottenuti in quegli anni abbiano ancora oggi validità. E anzi, molti di quei risultati sono confermati dalle repliche fatte in anni più recenti. Io penso anche che con riferimento a Venezia e ai suoi problemi sia rilevante l'attività che il professor Ghetti ha dedicato alla diffusione verso la società veneziana delle conoscenze che si andavano via via maturando. E in questo senso lui fu promotore di molti incontri pubblici in cui queste conoscenze venivano portati alla conoscenza di un pubblico più vasto di quello che poteva essere il mondo della ricerca. Il professor Ghetti è stato poi presidente di questo istituto e anche quando ha ricoperto questa carica ha dimostrato la grandezza della sua personalità, perché proprio in questo istituto venivano attivati quegli incontri in cui era possibile esprimere un confronto di idee tra i vari ricercatori, non sempre come era giusto che fosse, idee concordanti fra loro. Sarebbe un mondo terribile e grigio quello in cui tutti dicessimo le stesse cose. Il confronto tra idee anche diverse è quanto mai opportuno, perché ciascuno di noi, se ha la capacità di ascoltare gli altri, trova anche vantaggio per le sue attività. Tra queste attività ricordo poi il fatto che il professor Ghetti, che forse è stato anche tra i promotori di questa commissione di studio dei provvedimenti per la conservazione e la difesa della laguna e della città di Venezia, ha promosso in modo intenso queste attività pubblicistiche, dando un contributo rilevante. In conclusione, io credo che la figura del professor Ghetti sia stata di rilevante importanza, non soltanto per gli idraulici padovani, ma più in generale per molti problemi che ancora oggi affliggono la nostra nazione. I due di cui ho parlato, la questione che riguarda la laguna di Venezia, o le questioni che riguardano la laguna di Venezia, e poi anche un'altra attività importante, gli studi che ha prodotto e promosso quando fu chiamato a collaborare con la Commissione De Marchi, affrontando problemi che sono ancora oggi sul tappeto, no? Quelli di Venezia, con tante contrapposizioni ancora oggi e tante opinioni diverse, forse anche con un po' di disinformazione, e quelli che riguardano la difesa idraulica del territorio, di cui si parla tanto, della quale si piangono le disgrazie quando capitano, ma che poi alla prova dei fatti non vedono mai realizzare le opere che da tanto tempo ormai sono state suggerite, fin dai tempi della Commissione De Marchi. Io mi auguro che l'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti voglia perpetuare questo premio intitolato al professor Ghetti, perché questo sarebbe un
bel ricordo del contributo che il professor Ghetti ha dato alla cultura, alla scienza e all'istituto stesso. Grazie. Grazie, grazie al professor Dal Paus. Quello che posso dirgli sono due osservazioni che vorrei fare. La prima è che i contributi che ha dato anche a questo istituto sono stati straordinari, uno dei quali è l'archivio di Augusto Ghetti, che è di sopra e che è stato oggetto di studi intensissimi in questi ultimi anni. E questo è uno dei tanti lasciti, oltre a quelli culturali, oltre a quelli di affetto, che lascia Augusto Ghetti. Devo dirti che la pratica della permanentizzazione del premio Ghetti è già stata discussa e approvata in Consiglio di Cose. Cioè, il problema tecnico è se decidiamo di farlo a cadenza biennale con il premio Minici o no, che sarebbe anche una bella cosa, ma certamente abbiamo deciso che il premio, cioè, il premio è stato finanziato con i fondi provvisti dalla famiglia, che continuiamo a ringraziare e che immagino che ci ascolti anche in qualche parte, se Cecilia è collegata, sappia che la salutiamo con affetto, come tutto il resto della famiglia naturalmente. Quindi questo sicuramente è cosa. Allora, Sono molto contento di questa informazione perché io ho passato tanti anni a fianco del professor Ghetti, imparando sempre, ma credo che siano stati tanti gli allievi che hanno conservato un buon ricordo di quanto lui ha insegnato a tutti noi sui banchi dell'università. Beh, non saremmo qua se così non fosse, direi, no? Quindi mi pare che l'affetto e la considerazione degli allievi nasca anche da questo, di cosa siamo orgogliosi. C'è un collegamento a cui tengo molto e penso che Giovanni Seminara sia connesso con noi in remoto e a lui prego un commento, un saluto, quello che vuole, il formato, quello che vuole di questa specie di laudazio Mi del sentite? Stefano Lanzoni, di cui è stato il tutore di dottorato. Mi sentite? Eccoti. Io ci sono, ma mi sentite? Sì, sì. Perfetto. Allora, anzitutto buonasera a tutti, grazie Andrea di questa occasione. Ovviamente sarei stato molto lieto di poter essere presente, ma non è stato possibile. Saluto gli amici padovani, vedo Luigi che non vedevo da molto tempo, quindi caro saluto, Marco, e vedo lì in un angolo Stefano che si prepara a questa sua presentazione. E sono molto contento di poter dire due parole su Stefano, perché come Andrea ha detto, lo conosco da quando era un giovane dottorando in quel dottorato consortile. Allora esistevano, se ricordate, i dottorati consortili che e veniva offerto quindi questo dottorato congiuntamente dalle università di Padova, Genova e Firenze. E Trento. No, Trento allora non c'era, quando, credo, quando Stefano, noi All'inizio no, iniziamo quello sì. senza Trento e poi Trento si aggiunse Ma dopo. forse Stefano non era con Trento. No, Non credo, ma comunque no, 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 hai ragione, hai ragione. effettivamente poi Trento si è unito e ha dato anche un grosso contributo. Quindi io Stefano l'ho visto crescere scientificamente e affermarsi, devo dire, sulla scena internazionale, quale riconosciuto scienziato nel campo della morfodinamica fluviale e mareale. E come ho scritto nella mia nomination, se dovessi sintetizzare con una sola parola la principale caratteristica di Stefano ricercatore, userei la parola completo, perché molto spesso gli scienziati hanno una loro specialità, possono preferire la sperimentazione di laboratorio o di campo, possono avere un'inclinazione per la ricerca teorica o specializzarsi nella ricerca computazionale. Molto raramente essi amano e hanno successo in tutti questi campi. Stefano è uno di loro, forse perché ha combinato una solida educazione ingegneristica acquisita presso l'Università di Padova con l'afflato più teorico che la formazione del dottorato genovese gli ha trasmesso. In ambito sperimentale voglio ricordare la sistematica serie di rilievi che Stefano ha effettuato nel 2000 presso il laboratorio di Delft, dove è disponibile la cosiddetta Large Flume Facility,
E Stefano ha studiato la formazione delle cosiddette barre alternate, che sono forme fluviali che migrano e sono state considerate a lungo erroneamente dai geomorfologi come precursori dei meandri fluviali. In particolare ha approfondito il ruolo svolto nel processo di formazione dal carattere eterogeneo dei sedimenti fluviali e i suoi risultati sperimentali sono stati poi confermati da un'analisi teorica pubblicata da lui sul Journal of Fluid Mechanics. Io non vi vedo più, voi mi vedete, sì? Non vi vedo e non vi sento, voi mi vedete? Sì, ti vediamo e ti sentiamo, Giovanni. Ecco, adesso io vi vedo. Ehm, Dicevo, da notare che questo lavoro di Stefano fu uno dei primi tentativi di includere il processo del grain sorting, come viene chiamato, nelle analisi di stabilità necessarie per spiegare la formazione delle forme di fondo fluviali. E si tratta del primo e anche non superato lavoro, nel senso che sviluppi non lineari di quell'analisi non sono ancora stati realizzati. L'abilità teorica e numerica di Stefano è emersa poi in numerosi altri lavori. Nel 2006 ha dimostrato la natura convettiva dell'instabilità planimetrica da cui originano i meandri fluviali, un risultato successivamente confermato sperimentalmente da Kleinhans. E insieme al suo dottorando Frascati, Stefano ha sviluppato un modello di evoluzione planimetrica degli alvei meandriformi, attraverso il quale ha ottenuto numerosi importanti risultati. Ha dimostrato innanzitutto che l'evoluzione di lungo termine degli alvei meandriformi tende a far acquisire loro uno stato di equilibrio statistico. Questo ha corretto precedenti risultati che attribuivano a questo stato un carattere di universalità. Ha dimostrato inoltre che nella dinamica dei meandri non si ravvisano i caratteri di un processo caotico da qualcuno ipotizzati. Questo modello è stato poi sviluppato da Stefano insieme a numerosi collaboratori in una sequenza di lavori del 2007, 2009, 2013, 2018, 2020, culminati nel 2022 con un review paper pubblicato su Nature Reviews. In parallelo, Stefano ha contribuito intensamente alla nascita e sviluppo di una nuova area di ricerca che alla fine dello scorso secolo era sostanzialmente inesplorata, quella della morfodinamica degli ambienti di transizione costiera in cui si risentono gli effetti della marea. La motivazione di questo suo interesse era naturalmente quella di comprendere l'evoluzione della laguna di Venezia. Stefano ha affrontato questo complesso tema muovendo dai fondamenti. Ha quindi anzitutto indagato in una serie di lavori l'esistenza e le caratteristiche di una forma di equilibrio dei canali mareali, che ha poi esteso alla lungamente dibattuta questione dell'equilibrio delle aree barenali in risposta all'innalzamento del livello del mare, tema sul quale credo ci intratterrà stasera. Si tratta di un tema fortemente interdisciplinare che richiede soprattutto la collaborazione di ecologi, studiosi del ciclo delle biomasse presenti nelle aree barenali. È infatti il delicato bilancio fra deposito di sedimenti inorganici e produzione di sedimenti organici che controlla la capacità delle barene di sopravvivere all'innalzamento del livello del mare. Più recentemente Stefano ha contribuito alla stesura di due monografie che credo a buon ragione possano considerarsi il primo riuscito tentativo di formulare in modo sistematico i fondamenti scientifici della morfodinamica. E infine, un aspetto importante della personalità di Stefano è la sua disponibilità a condividere i suoi prodotti scientifici, quindi anche i modelli numerici, con qualsiasi scienziato ne faccia richiesta. Caratteristica questa di quei ricercatori che si dedicano al loro lavoro per il piacere che questo dà loro, piuttosto che per i vantaggi
che da esso ne possono derivare. Credo che la scelta di Stefano Lanzoni per il premio Ghetti sia del tutto meritata e auguro a Stefano che questo sia solo il primo di numerosi riconoscimenti per il futuro. Grazie. Grazie al professor Seminara, grazie Giovanni per questa bellissima, bellissima presentazione. Chiederei al professor Marco Barani di dare il premio a Stefano Lanzoni, il premio materiale. Piaciamoci in piedi, facciamo Allora non mi resta che lasciarvi alla Getty Lecture. Voi sapete che questo è quello che pretende il bando, fra l'altro, il cui titolo è Ecomorfodinamica dei canali a marea e il futuro delle aree umide costiere. Stefano, il floor is yours. Se noi ci mettiamo di là, così vediamo un po' meglio. Mi sentite? Sì? Bene. Buonasera, per me è veramente un grande onore avere avuto questa possibilità di presentare le ricerche, o meglio i risultati delle ricerche che in questi ultimi anni ho condotto assieme a vari collaboratori sulle aree umide costiere, sulla ecomorfodinamica delle aree umide costiere, con particolare interesse per l'evoluzione dei canali a marea e il loro comportamento. Gli ambienti lagunari sono, come tutti sappiamo, diffusi lungo tutte le coste del pianeta e ultimamente in questo periodo sono soggetti a delle forti pressioni legate sia al fatto che in generale sono ambienti effimeri, quindi sono nelle ere geologiche sono in continua evoluzione. Noi durante la nostra vita li vediamo praticamente fissi, ma nella realtà loro continuano ad evolvere, ma sono messi in difficoltà in genere sia dai cambiamenti climatici in atto, innalzamento del medio mare e intensificazione degli eventi estremi, e sia dalle forti pressioni antropiche a cui sono spesso soggetti. Prima di cominciare a vedere quali sono i dettagli dell'evoluzione morfologica, è opportuno andare a vedere quali sono le unità morfologiche tipiche che, coinvolvendo tra di loro, generano e caratterizzano questi ambienti. E qui vediamo un esempio con riferimento alla barena pagliaga nella parte nord-est della laguna di Venezia. Come vedete abbiamo i canali maggiori, di dimensioni maggiori, i ghebi, cioè canali di dimensioni minori, le barene, i bassi fondali, e qui ho evidenziato anche la formazione di chiari, cioè piccole zone depresse di forma generalmente circolare, ma ho evidenziato anche due elementi molto importanti che sono il bordo della barena e le sponde del canale, che sono fondamentali per l'evoluzione di queste unità morfologiche tipiche. Qui abbiamo un esempio, un ingrandimento di questi elementi base. E quello a sinistra è legato a quello che succede nel canale San Felice. Questo è il canale San Felice che procede dopo col canale dell'Ancora, e come vedete, oltre agli elementi visti prima, quindi le barene, qui sono evidenziate anche le velme, cioè sono ambienti che di solito emergono durante le basse maree e sono sommersi durante l'alta marea, mentre i bassofondi che abbiamo visto prima di solito hanno una profondità limitata ma rimangono sempre sommersi. Come vedete qui,
Il canale inoltre presenta il fondo del canale presenta delle caratteristiche, come potete osservare, qui vediamo una barra legata alla curvatura del canale stesso. Non parlerò di questi elementi, ma sono fondamentali nell'evoluzione stessa del canale. Ne vedremo dopo un esempio di quello che succede per effetto di queste curve. E l'altro elemento importante è la presenza di vegetazione alofila che cresce nelle zone di barena che hanno una quota che parte da più o meno il medio mare fino a 50-60 cm sopra il livello del medio mare. Vegetazione che può essere di un unico tipo in certe barene, mentre la Laguna di Venezia è caratterizzata da tutta una sequenza di specie che occupano parti specifiche della barena in relazione alla quota della barena stessa. Lo vedremo più in dettaglio successivamente. Ma non solo le barene hanno una forte componente biotica che influenza la morfodinamica, ma anche i bassifondi e le velme. Bassifondi e velme dove possono, soprattutto le velme, crescere biofilm che quindi è una sostanza biologica la quale fa sì che i sedimenti vengano stabilizzati e quindi sia più difficile risospenderli durante gli eventi intensi di risospensione dovuti ai venti di bora e di scirocco, in generale nella Laguna di Venezia, oppure le macroalghe che possono crescere sui bassifondi, o le praterie di fanerogame che anche loro crescono in genere nei bassifondi, nelle zone un po' più con battente idrico maggiore, che appunto proteggono il fondo dagli eventi di risospensione. Il ciclo morfodinamico sostanzialmente consiste nell'avere un ambiente come quello della Laguna di Venezia, oppure un ambiente di barena, in cui forzanti esterne cosa significa? Significa la marea, l'apporto di sedimenti che eventualmente arrivano dall'esterno, la topografia iniziale del fondo, il livello medio del mare che può cambiare nel tempo. Tutte queste forzanti influenzano il campo idrodinamico, quindi i moti, le correnti di marea. Queste determinano il trasporto dei sedimenti al fondo o in sospensione, di solito qua abbiamo sedimenti fini, quindi vengono trasportati in sospensione, e quindi determinano anche i fenomeni di erosione e deposito, i quali tuttavia, come abbiamo appena visto, sono influenzati dalla presenza di microfitobendos e macroalghe che appunto tendono a proteggere il fondo, così come dalla vegetazione alofila che tende a intrappolare i sedimenti, soprattutto per il fatto che tende a smorzare le onde. E questi fenomeni di trasporto sedimenti ed erosione del deposito determinano l'evoluzione del fondo, che a sua volta, in un meccanismo di retroazione, influenza il campo idrodinamico. Qui vedete un esempio molto particolare di barene o vegetazione, diciamo, alofila che tende a colonizzare le velme in una zona adiacente al canale di San Felice. Queste sono, diciamo, quelle che possiamo considerare come perturbazioni del fondo, le quali determinano una concentrazione del flusso, e quindi la concentrazione del flusso dell'acqua determina maggiore velocità della corrente, maggiori sforzi al fondo, con erosione dei sedimenti e trasporto dei sedimenti, gli scavo dei canali, i quali tuttavia sono influenzati, come vedremo, dagli elementi ad essi adiacenti, che sono le barene, i bassofondali, che a loro volta vengono influenzati, come abbiamo visto, dalla componente biotica, cioè vegetazione alofila e microfitobenthos. La Laguna di Venezia, come tutti sappiamo, è stata soggetta a dei forti cambiamenti nel secolo scorso e anche nei secoli precedenti. Forti cambiamenti che
hanno portato, come potete vedere qui, a una diminuzione sostanziale delle aree di barena, che qui sono riportate in verde, vediamo se sì, qua si vede molto bene a video, e sono diminuite in maniera sostanziale nel corso del secolo scorso. Il motivo di queste, prima di passare al motivo di questo, possiamo osservare che la mancanza, la diminuzione delle barene ha fatto sì che ci sia stata una trasformazione degli ambienti, delle unità morfologiche prevalenti in certe zone della laguna. Quindi una distribuzione molto ampia di barene siamo passati a una maggiore distribuzione di velme e soprattutto di bassofondali. E d'altra parte la scomparsa delle barene determina un aumento del fetch, cioè della superficie liquida su cui i venti di bora nella laguna di Venezia e misura minore di scirocco agiscono generando il moto ondoso che causa appunto una risospensione dei sedimenti, con il conseguente c'è stato un approfondimento delle velme, una trofizzazione dei canali che le innervano e quindi un incremento dei bassofondali e delle zone, delle aree submareali che hanno una quota di fondo inferiore ai meno 2 metri rispetto al livello medio del mare. Ma perché c'è stato questo cambiamento sostanziale nella laguna di Venezia? I cambiamenti sono dovuti essenzialmente alla scarsità di sedimenti di cui in parte sono stati responsabili i veneziani nel momento in cui hanno deviato i fiumi al di fuori della laguna per appunto evitare l'interramento delle bocche e quindi per garantire la navigazione e i loro commerci. Ma questi effetti, questa scarsità di sedimenti è stata successivamente esacerbata dalla costruzione dei moli forani che, come vedete in questo esempio, durante gli eventi di risospensione fanno sì che ci sia un trasporto di sedimenti in sospensione all'esterno delle bocche. Qui vedete due plume di sedimenti che fuoriescono dalle bocche durante la fase del riflusso della marea, sedimenti che non rientrano più nella maggior parte nella laguna perché vengono diffusi in mare. E con i modelli zero-dimensionali di cui ci siamo occupati anche assieme a Marco e ad altri, è possibile andare a individuare, considerando proprio questi modelli puntuali, andando a considerare la equazione che determina o che lega il tasso di evoluzione del fondo, di variazione del fondo sostanzialmente ai processi di erosione, deposito e di crescita della vegetazione e quindi con la biomassa, generazione di suolo organico e infine all'effetto del cambiamento del medio mare, hanno consentito di mostrare come nel XVI secolo, quando la disponibilità di sedimenti, che qui è surrogata dalla concentrazione dei sedimenti in sospensione, 40 grammi al metro cubo in questo caso, e possiamo osservare che in base a questi modelli l'equilibrio che caratterizzava quella tipologia di laguna, ad esempio quella del 1811, è un equilibrio in cui abbiamo tantissime barene. Eccolo qua il punto che è legato alla presenza delle barene, mentre diminuendo la concentrazione e quindi la disponibilità di sedimenti, come si è verificato negli ultimi decenni del secolo scorso e nei primi decenni di questo secolo, fa sì che non solo abbiamo la possibilità di un equilibrio legato alla presenza delle barene, ma anche un altro equilibrio, condizioni di equilibrio che qui è legato al fatto che la variazione del fondo è nulla, che è nella zona dei bassifondali. Quindi questo spiega dal punto di vista concettuale e qualitativo ovviamente il perché di queste trasformazioni. Ma
le balene, come abbiamo visto, non è che fanno fatica a sopravvivere unicamente per il fatto che il livello, la quota del fondo si alza, riuscendo a stare al passo con i cambiamenti del livello del medio mare, ma, e questo è un aspetto molto importante secondo me, sono legate anche al fatto che il bordo di barena può essere eroso e può essere eroso per effetto delle onde da vento. Come vedete qui, in questo caso l'erosione può essere notevole, dipende dalla orientazione del bordo di barena rispetto ai venti prevalenti, in questo caso Bora e Scirocco, e con queste analisi che abbiamo fatto, misure in campo, è stato possibile andare a vedere come l'erosione, il tasso di erosione è legato alla potenza del moto ondoso. Sostanzialmente abbiamo un tasso di arrentamento che dipende dall'esposizione al vento, dalla battimetria locale, cioè da quanto alta è la scarpata della sponda, e anche dalla non uniforme erodibilità della scarpata, perché i sedimenti non è detto che siano omogenei. Quindi abbiamo una correlazione approssimativamente lineare tra tasso di erosione e potenza del moto ondoso su scale temporali brevi. Perché su scale temporali brevi? Perché i crolli di sponda incrementano il tasso di arretramento del medio e quindi è un altro elemento base che va considerato. Come vedremo anche nei canali è importante tener conto di questi crolli di sponda e non solo dell'erosione dovuta alle correnti di marea. E l'altro aspetto che abbiamo verificato è stato che la vegetazione non garantisce necessariamente una direzione dell'arretramento, quindi il problema delle barene, della Runionezia, non è soltanto riuscire a stare al passo con l'innalzamento del livello del mare che è previsto dai modelli climatologici, ma anche riuscire a diminuire questi tassi di arretramento, il che non è banale. Perché? Perché abbiamo che nel momento in cui c'è una povertà di sedimenti, i bassofondi tendono ad approfondirsi e quindi la scarpa della sponda tende ad aumentare e questa diventa più instabile, quindi un processo con un feedback negativo. Anche i canali sono soggetti al crollo di sponda, qui vedete due esempi nei canali lagunari, e i crolli di sponda che abbiamo osservato in laboratorio sono dei crolli che sono di diversa tipologia in relazione a quello che è il livello dell'acqua nel canale. Per quale motivo? Perché diventa importante nel crollo di sponda non soltanto l'erosione dovuta alla corrente di marea, cioè lo sforzo che la corrente di marea esercita sulla sponda, ma anche al modo di filtrazione che si genera all'interno della sponda stessa. Quello che è stato fatto è utilizzare questi dati per riuscire a trovare delle relazioni parametriche, perché ovviamente andare a modellare numericamente questa moti di filtrazione più il moto di filtrazione nella sponda più le correnti di marea nel canale è fattibile, è stato fatto, l'abbiamo fatto. È stato fatto da Zhang, da Kun Zhang, e il problema è che sono dei modelli che computazionalmente sono molto pesanti, chiaramente possono essere utilizzati in un caso schematico semplice, ma non applicati all'intera laguna. Quindi la cosa importante è riuscire a trovare delle parametrizzazioni come quelle qui riportate, le quali possono essere facilmente incorporate nei modelli a varia gradazione di complessità in maniera tale da tener conto anche di questa tipologia di processi. Ma adesso, dopo questa introduzione, magari andiamo a vedere come i canali a marea rispondono alle variazioni delle unità morfologiche che li circondano. Questo è un esempio di come la laguna Pagliaga, i canali della laguna Pagliaga Sud, si sono sviluppati nel tempo a partire dal 1955, utilizzando immagini
aeree che più o meno hanno la stessa risoluzione, ma la risoluzione è un po' cresciuta nel corso degli anni. Come vedete, appunto, abbiamo un'evoluzione della rete e se andiamo a vedere quello che è successo, possiamo osservare un arretramento non piccolo, anche 25 metri del bordo di barena, un allargamento della sezione dei canali, la generazione di nuovi rami, quindi i canali non solo reagiscono ai cambi delle condizioni forzanti cambiando la sezione, ma anche generando nuovi rami, oppure, come vedete qui, nel caso di un canale che presenta una curva, il canale può migrare, avete la migrazione laterale del canale, in questo caso si è generato un taglio di meandro. Sembrerebbe, guardando le barene, che i canali siano immobili, non si muovono, non facciano niente, in realtà evolvono su scale naturalmente che non sono così piccole. E qui possiamo osservare dal 1905, sono circa 50 anni, quindi evolvono su scale relativamente lenta. Pagliaga è un tipico esempio di una rete di canali già esistente che evolve nel tempo, ma andiamo a vedere cosa è successo invece nelle zone adiacenti il canale San Felice nella zona delle ex saline e nel canale, questo è il canale dell'Ancora, questo è il canale San Felice, questo è il canale Roganello. Anche qui quello che è successo è che lateralmente abbiamo delle zone di basso fondo molto estese, quindi con una possibilità di risospensione dei sedimenti per effetto delle azioni delle onde da vento, e questi sedimenti trasportati dalle correnti di marea si sono accumulati nelle zone adiacenti il canale, andando a generare nel tempo tutta una serie di barene, ecco qui, che sono cresciute in maniera notevole passando dal 1955 al 2010, andando anche a influenzare ovviamente la rete di canali che drena le barene stesse. Ora andiamo a cercare di quantificare quello che succede e quello che è successo in questi canali. Come vedete qui i canali della laguna di Venezia, i canali lagunari di solito presentano in pianta un andamento convergente, è caratteristico dei canali a marea perché via via che andiamo verso la bocca del canale aumenta l'area drenata e quindi aumenta la quantità d'acqua che in un ciclo di marea, che viene detto prisma di marea, deve essere trasportato dalla sezione del canale. Se adesso andiamo a vedere in questi canali anche qual è l'andamento del profilo del fondo e l'andamento della larghezza, e infine il rapporto larghezza-profondità che ci dà anche informazioni non solo sulla larghezza ma anche sullo scavo del canale, possiamo osservare che ci sono degli andamenti tipici per quanto riguarda il fondo e per quanto riguarda l'allargamento. In genere abbiamo un allargamento andando dalla testa del canale verso la bocca del canale, mentre per quanto riguarda il rapporto larghezza-profondità l'andamento non è così chiaro perché tende a crescere per i canali maggiori e magari tende a essere un po' più costante per i canali minori. Questo problema è stato affrontato con una modellistica monodimensionale, considerando sia i canali nelle velme, per i quali, poiché la testa del canale tende a emergere, la condizione di equilibrio è quella per cui un trasporto netto di sedimenti nel ciclo di marea deve essere nullo, e per i canali nei bassi fondi invece in cui può esserci un trasporto, quindi la condizione di equilibrio è che il trasporto di sedimenti rimanga costante lungo il canale, ovvero che la velocità massima che si sviluppa nel canale sia circa uguale a quella critica per il trasporto, movimentazione dei sedimenti. Come vedete, quando sono applicati al caso dei canali a marea della laguna di Venezia, questi profili teorici funzionano abbastanza bene. Da notare che
l'uso di una particolare coordinata ridotta che include le variazioni di larghezza fa sì che io possa tracciare un unico profilo indipendentemente dalle variazioni di larghezza del canale. Se d'altra parte però vado a graficare l'andamento della quota del fondo in funzione della coordinata longitudinale dimensionale, possiamo osservare che al crescere della convergenza il canale tende ad aumentare, a sviluppare una concavità, quindi da canale rettangolare con un profilo sostanzialmente rettilineo si passa a un canale che ha una concavità verso l'alto e che diminuisce la sua profondità. Spiegando le forme che abbiamo visto prima. Adesso complichiamo un po' di più il problema e vediamo quello che succede considerando non solo il canale ma anche la dinamica delle aree adiacenti. Quindi consideriamo il nostro canale, la sua testa, l'area drenata dal canale e andiamo a modellare questa, in questo caso una porzione schematica di laguna, diciamo, in cui abbiamo un canale, le aree circostanti drenate, qui la testa del canale, cioè la zona per cui si passa da una sezione rettangolare a una sezione composta per la quale nelle aree laterali può crescere la vegetazione qualora la quota raggiunga il medio mare, ossia leggermente superiore. Quello che succede è che partendo da una configurazione iniziale posta ad una certa quota e con un piccolo solco centrale per andare a incentivare la formazione del canale, si ottiene una configurazione finale di equilibrio in cui lo sforzo tangenziale al fondo determinato dalle correnti di marea è inferiore ovunque a quello critico per la movimentazione dei sedimenti. Da notare che in questo caso non è messo in conto l'effetto del moto di filtrazione che ci può essere nelle sponde del canale. È solo un processo puramente erosivo. Questo è l'ingrediente che ancora manca, che però con gli esperimenti che abbiamo visto prima potrebbe essere integrato in maniera relativamente semplice in questa tipologia di modelli. E come vedete un modello di questo tipo chiaramente ci consente di andare a esplorare lo spazio dei parametri e andare a vedere qual è l'effetto dei vari parametri, cioè dell'area drenata, laterale, dell'ampiezza della marea, della quota iniziale del fondo da cui facciamo partire la simulazione e dello sforzo critico che dipende dalla tipologia di sedimenti. Quindi abbiamo in generale un approfondimento del canale se l'area drenata aumenta, un approfondimento e allargamento del canale se l'ampiezza della marea aumenta, un accorcimento, restringimento e innalzamento del canale se aumentano la quota dei bassi fondali e lo sforzo critico di erosione dei sedimenti. Quindi ci dà delle indicazioni. Adesso questo è quello che succede se considero l'assenza di vegetazione. Come cambia l'evoluzione del canale e in particolare la configurazione di equilibrio nel momento in cui metto in conto la presenza di vegetazione? Come faccio a metterla in conto? Do una relazione tra la biomassa e la quota del fondo. Di solito la vegetazione di barena ha una quota che preferisce e quindi una certa specie ha una quota per cui lì si trova bene e la biomassa raggiunge il picco. Se la quota cambia, la vegetazione sta meno bene e quindi la produzione di biomassa diminuisce. Questo è un esempio di possibile tipologia di vegetazione. In questo caso è una vegetazione che sta bene, tipo la spartina cresce bene quando sei vicino al livello del medio mare con quota del fondo. Questa è cosa succede alla quota media del fondo nel canale e nelle aree laterali e come vedete se non metto in conto la vegetazione ho una quota
del bassofondo che rimane al di sotto del medio mare. Nel momento in cui la quota, perché aumento la concentrazione, di nuovo è la disponibilità di sedimenti che diventa fondamentale, disponibilità che è surrogata dalla concentrazione C0, a un certo punto, aumentando la concentrazione, il canale si scava un po' meno, ma quello che succede è che il bassofondo emerge e a questo punto, nel momento in cui emerge, comincia a essere presente la vegetazione. Aumentando ulteriormente la concentrazione, è chiaro che la barena aumenta, la barena che è vegetata aumenta la sua quota e il canale diminuisce la sua profondità. Quindi abbiamo che scarsa disponibilità di sedimento comporta una maggiore sofferenza delle barene, come abbiamo visto nella laguna di Venezia. Grande disponibilità di sedimento, l'effetto della vegetazione diventa un po' meno importante, sono i sedimenti di carattere inorganico che controllano la crescita della barena. Maggiore densità di vegetazione, d'altra parte, fa sì che la resistenza al moto offerta dalla vegetazione sia maggiore e quindi il flusso tende a concentrarsi nel canale e quindi i canali tendono ad approfondirsi. Maggiori quote delle velme e delle barene, d'altra parte, è un effetto contrastante, significa minore prisma di marea, cioè volume d'acqua trasportato dal canale durante un ciclo di marea, e quindi minore scavo dei canali. Questo per un singolo canale. Adesso complichiamo ulteriormente il modello e andiamo a vedere che cosa succede se mettiamo insieme tutta una serie di canali. L'esempio tipico è quello riportato qui sotto. Come vi ho mostrato prima, in fregio al canale San Felice ci sono delle velme che cominciano a essere vegetate e nel tempo queste velme formano un'area di barena. Quindi l'idea era quella di provare a simulare quello che succede a un'area posta in fregio a un canale principale come il canale di San Felice. Per cui si considera proprio questo rettangolo e con una forzante di marea dal lato del canale, quindi data dal livello nel canale principale, e si surroga la presenza di questi raggruppamenti di vegetazione, andando a mettere delle perturbazioni casuali all'interno del rettangolo che stiamo studiando. Come vi ho detto prima, la vegetazione della laguna di Venezia non è data da una sola specie, ma ci sono tante specie che si distribuiscono a seconda della quota del fondo. Per cui quello che abbiamo provato a fare qui è considerare due tipologie di vegetazione, una che preferisce crescere e quindi ha il massimo di produzione di biomassa vicino al livello medio del mare, e un'altra invece che cresce meglio e quindi si trova più a suo agio a quote superiori. Questo è un esempio di come la biomassa, nel caso delle due vegetazioni, si sviluppa nel tempo partendo dalla situazione iniziale di un bassofondo in cui mettiamo delle piccole perturbazioni, pacci di vegetazione che tendono a crescere, e questo è nel caso delle due vegetazioni che abbiamo visto. Quindi nel caso della prima tipologia di vegetazione, quella che cresce in maniera ottimale a quote superiori, abbiamo che una crescita più lenta iniziale, una minore influenza sull'incisione dei canali e all'equilibrio, condizioni di equilibrio finali, la biomassa è localizzata a lato mare. Mentre nel caso di vegetazione tipo la spartina che cresce in maniera migliore vicino al livello del medio mare, a quote inferiori, quindi la crescita iniziale è più rapida, qui vedete i patches di vegetazione che generano biomassa, ha una grande influenza sulla incisione della rete di canali, ma all'equilibrio abbiamo una
biomasse ridotte causa della maggiore quota del fondo per effetto del deposito e del trasporto dei sedimenti. Come reagiscono i canali in presenza di queste due diverse tipologie di vegetazione? Vediamo che rispetto al caso senza vegetazione i canali tendono a assumere forme più complesse, ma in particolare la vegetazione di tipo 2, del tipo cioè spartina, tende a generare una crescita più rapida dei canali, una rete più complessa, e se andiamo a calcolare l'efficienza della rete anche più efficiente, e un maggiore deposito nelle aree adiacenti dei canali, che è dato da questa, come si può vedere dalla barra dei colori qui riportata. Ovviamente adesso possiamo andare a vedere i canali nella loro singolarità, ma come possiamo avere delle informazioni globali su come una rete di canali si comporta e come i canali si godono di buona salute oppure no? Una possibilità è quella di andare a vedere relazioni globali come questa qui riportata tra il prisma e l'area di marea, una relazione che è detta legge di O'Brien, Jarrett, Marchi, per cui l'area di marea, l'area della sezione è legata al prisma di marea da una legge di potenza, e come vedete questa legge di potenza vale su delle scale. Questo è un grafico bilogaritmico, un range di scale, un intervallo di scale molto ampio, e quello che vediamo qui dalle varie simulazioni, la sintesi è che la densità di perturbazioni che io inizialmente sono andato a imporre al mio fondo, a seconda se è bassa, media o alta, non cambia più di tanto la relazione tra il prisma e l'area di marea. Perturbazioni invece sparse variano abbastanza l'area, il prisma di marea, che cambiano entrambi. La vegetazione, la presenza di vegetazione comporta un cambio di pendenza della relazione legge di potenza, e la pendenza iniziale del suolo implica minori valori sia dell'area sia del prisma di marea. Quindi in questo modo abbiamo delle indicazioni generali su quello che osserviamo. Un altro indicatore che non ho qui riportato è il rapporto larghezza-profondità, che nei canali maggiori tende a crescere, i canali più bassi si mantiene circa costante, e uno si domanda: ma perché c'è questa differenza? Questa differenza è probabilmente legata al fatto che i canali di dimensioni maggiori emergono durante la bassa marea e i fenomeni di moto di filtrazione diventano importanti, e quindi in quel caso, secondo me, il crollo delle sponde dovuto al modo di filtrazione non può essere trascurato. È un ingrediente che va considerato. Quindi vediamo quali sono i messaggi e le conclusioni che abbiamo ottenuto da questa breve excursus. I canali a marea si approfondiscono e allargano all'aumentare dell'area drenata e dell'ampiezza di marea. Si accorciano e restringono e innalzano all'aumentare delle quote di velme, bassofondi e sforzo critico di erosione. Un maggiore grado di convergenza comporta un fondo del canale maggiormente concavo e piatto, ma la relazione tra prisma e area di marea è verificata, eccetto che per le sezioni che emergono durante la bassa marea. E la cosa che vi ho appena detto, i crolli di sponda sono un meccanismo fisico, secondo me, importante, fino ad adesso, che è stato sottovalutato, da introdurre parametricamente nei modelli morfodinamici. Siamo pronti a farlo. L'altra cosa è sull'effetto della vegetazione. La vegetazione ha due effetti costanti. Uno tende a incrementare il flusso nei canali dovuto all'aumento di resistenza al moto nelle aree laterali, ma d'altra parte tende a diminuire il prisma di marea perché le quote di barena tendono ad aumentare. Quindi sono due effetti contrastanti, e la predominanza del primo o secondo effetto dipende dalla quota di barena. Questo, diciamo, sono conclusioni legate soprattutto
ai canali. Ma in generale cosa possiamo dire dopo che abbiamo visto tutti questi risultati per quanto riguarda la sopravvivenza delle aree costiere? Nelle lagune costiere le varie unità morfologiche abbiamo visto che interagiscono in modo complesso e interdipendente, determinando la traiettoria evolutiva del sistema. Studiare le singole unità ci aiuta a capire i processi fisici e mettendoli assieme appunto a vedere la traiettoria evolutiva. I modelli tutto sommato abbiamo visto che riescono a descrivere quello che succede, ma alle singole unità. Mettere assieme un modello morfodinamico dell'intera laguna è abbastanza complicato, perché come abbiamo visto l'evoluzione del sistema è su scale temporali di decenni, se non anche di più, e quindi lanciare un modello completo sulla scala dei decenni diventa complicato. Si può fare, ma il problema dei modelli lanciati in questo modo è che tendono a una configurazione che non è detto sia quella corretta, possono deviare, e questo è stato dimostrato per esempio per quello che succede dagli olandesi nella Western Scheldt. Le componenti biologiche, vegetazione e biofilm, esercitano un ruolo cruciale nel controllo dei fenomeni di erosione del deposito e secondo me il problema fondamentale è la disponibilità di sedimento. Senza sedimento le lagune fanno fatica a sopravvivere. Probabilmente sopravviveranno nei prossimi decenni, ma nel lungo termine, sulle scale geologiche che caratterizzano la loro evoluzione, è difficile contrastare questi effetti. Come vi dicevo prima, sì, la barena si può innalzare, ma intanto, siccome perde sedimenti, i bassifondi si abbassano. Quindi il bordo barena si innalza, o lo proteggo, oppure a un certo punto crolla e ho l'arrettamento della sponda e quindi perdita di area di barena. Quindi quello che vi ho detto qui sono le due cose che vi ho appena detto. Ok, la rete di canali si estende o regredisce in risposta alle dinamiche morfologiche di barene e bassofondali. Infine vorrei ringraziare le persone che hanno collaborato con me, che sono Alessandro Sgarabotto, Liang Zheng, Kun Zhao, Keili Zhang, Sergio Lopez Dubon, che sono tutti ex dottorandi e adesso sono postdoc in molti casi, e Andrea Dal Paus, che invece non è più un dottorando, è andato avanti nella sua carriera. Infine vorrei dire una considerazione sul fatto, ma tutte queste studi, questa tipologia di studi, ha ancora senso oggi? Questa modellazione più o meno semplificata, in un'era in cui i metadati, i dati da satellite e l'intelligenza artificiale che consente di analizzare questi dati stanno prendendo piede? Secondo me sì, perché l'analisi di satellite sicuramente ci dà informazioni su quello che succede in pianta, ma diventa complicato a vedere quello che succede anche a livello di quota del suolo. Non solo, l'analisi dei satelliti ci dice quello che è successo nel passato, ma se le condizioni del contorno sono cambiate, difficile andare a estrapolare la dinamica di questi sistemi complessi nel futuro sulla base di quello che è successo nel passato, solamente sulla base di dati. I modelli climatologici ce lo insegnano. Le traiettorie a un certo punto tendono a divergere. L'intelligenza artificiale è di grandissima utilità, io la adopero quasi ogni giorno, diciamo Lucrezia per l'Università di Padova e ChatGPT, ormai siamo diventati amici, ti consente di fare tantissime cose in un tempo più rapido, ma non è ancora generativa, per cui la creatività non ce l'ha e molto spesso ti dà delle risposte anche se non sa. Più di una volta mi è capitato alla fine che io gli devo dire guarda che no, stai sbagliando e alla fine non mi risponde più. Quindi io credo che ci sia ancora un grandissimo spazio per quanto riguarda la modellistica di questi sistemi così complessi, sia in ambito di morfodinamico sia in ambito della meccanica dei fluidi in generale. Grazie dell'attenzione.